Acchiappa l'idea! Oggi andiamo avanti con il nostro presepe nel box. Bentornati amici ed amiche in questo video di Acchiappa l'idea. Siamo a metà della lavorazione del nostro presepe nel box fornitomi dalla Frisa Presepi, che ringrazio, con le statuine di presepi.com, che ringrazio. Detto ciò, vediamo come siamo messi in questo momento. Abbiamo realizzato la struttura di base delle casette e in generale del presepe, e poi nello scorso video abbiamo fatto qua con la schiuma poliuretanica le rocce. Quindi non parleremo di tutto questo. Oggi andremo a intagliare un po' qua il polistirolo delle casette, facendoci i mattoni e tutta una serie di decori anche sulle finestre, in modo da poi nel video successivo andarle a stuccare. Bene, quindi adesso vi faccio vedere subito quelli che sono gli strumenti che andremo a utilizzare per fare questa lavorazione. Oltre alla matita, un oggetto base sicuramente è il cutter, con però delle lame di ricambio, perché la lama che utilizziamo deve essere molto affilata. In alternativa al cutter può essere ancora più comodo utilizzare tipo queste, che sono delle lame da bisturi. Anche di questo è importante avere la lama di ricambio, perché non sembra, ma il polistirolo e il polistirene usurano molto la lama. In aggiunta, diciamo così, può essere utile avere tipo delle spazzole di metallo come questa, che serve un po' per graffiare e per diciamo rendere disomogenea la texture del polistirolo, oppure anche questi qua che sono dei mini trimmer a batteria con diversi accessori. Questi qui li ho presi tempo fa su internet, e questo invece è quello della Lidl che c'era l'altra settimana. Questo qua direi che viene penso una quindicina di euro, e anche questo è uguale sostanzialmente. Funzioni? Ecco qua. Questo ha tutta una serie di inserti, ovviamente non ci servono tutti, ci servono quelli un po' abrasivi, come per esempio possono esserci utili questi, oppure queste punte qua che hanno un po' appunto l'aspetto abrasivo. Andiamo a lavorare il polistirolo e il polistirene. Il polistirene è un po' più comodo perché non ha i pallini e quindi è una pasta omogenea. Il polistirolo tende a fare i pallini, però a maggior ragione con le lame affilate non dovremmo avere questo problema. Ultimo oggetto che può essere utile, diciamo, è questo, che è il pirografo, quindi il saldatore sostanzialmente, che se lo avete con la temperatura regolabile è meglio, altrimenti anche qua, se diventa troppo caldo, possiamo staccare e attaccare la spina dalla corrente in modo da tenerla a una temperatura intermedia, perché se è troppo caldo tende a sciogliere troppo il polistirolo. Quindi se avete un pirografo freddo, o ancora meglio un incisore per polistirolo, quello è meglio. Non è indispensabile avere tutti questi strumenti, vedete che io li utilizzerò un po' tutti, però anche solo con il cutter e qualcosa simile a questo si ottiene già un buon risultato. Ma adesso vi faccio vedere come li uso un po' tutti, e poi voi vi fate anche un'idea di quelli che possono essere utili, magari quelli che avete già, e non è necessario andare a comprare e avere tutti questi strumenti, ecco. Iniziamo quindi con la lavorazione. Per prima cosa bisogna andare a disegnare i mattoni sulle casette. Qua abbiamo le nostre casette che le ho estrapolate, e questa parte qui con il forno adesso la teniamo qui, ma vedremo in un prossimo tutorial come poi lo ho fatto e come verrà finito. Su queste casette qui per prima cosa dobbiamo andare a disegnare i sassi. Non li faremo ovunque, faremo che alcune parti l'intonaco sia un po' scrostato e appunto si intravedono i sassi. Per esempio potremmo partire facendoli in quest'angolo qua. Prendiamo questa casetta e iniziamo a disegnarci dei mattoni che devono, quando qua siamo nell'angolo, il mattone girerà dietro. Qui magari andiamo a fare una trave più grossa, diciamo una architrave, ecco,
e generalmente i sassi che mettiamo qui intorno alla porta li facciamo più grandi. Ok, questa qui è la parte che è venuta disegnata, come vedete, e adesso vado con la lama da bisturi a appunto intagliarla. Dovete andare a smussare un po' gli angoli, perché i mattoni non è che hanno proprio gli angoli a punta, ecco, come questo qui, bisogna andare un attimo a smussarlo. E anche il mattone stesso non è perfettamente piatto, né sempre alla stessa altezza rispetto al muro, quindi bisogna andare un po' a modificare tutte queste regolarità, diciamo così, rendendo il muro un pochino più regolare. Qui nell'angolo dove abbiamo un'aggiunzione fra due pannelli, vedete? Dovete stare attenti a sfasare i mattoni, cioè questo finisce qui, quello dopo è più lungo, questo è di nuovo corto, e dopo andremo a chiudere questa minuscola fessura, ma l'importante è che i mattoni siano disposti come nei muri veri. Se avete dei dubbi prendete delle foto di muro vero e ispiratevi ad esse. Allora ci possiamo aiutare, come abbiamo detto, anche con un mini trimmer, e quindi per l'arco invece bisogna fare appunto la forma dell'arco, disegnando anch'esso con la matita e poi andandolo a intagliare. E i mattoni qua invece della parte verticale li faccio sfasati, adesso li taglio così si vede meglio. Ho risistemato il presepe qua nella sua scatola e adesso vi faccio vedere quella parte là che l'ho fatta un po' come questa, e adesso vado a fare l'ultimo passaggio e poi mi dichiaro soddisfatto per la parte appunto di incisione del polistirolo per le casette. Allora, questa è quella che vi dicevo, la parte di questa scala qui che ho fatto come nello scorso video avevo fatto quest'altra roccia. Adesso vado a lavorare un po' il polistirolo qui e lo rendo un pochino più irregolare. Userò questo strumento qui che è un piccolo bruciatore a gas. E a cosa lo usiamo? Lo usiamo qua, per esempio, per, state attenti a non esagerare, però per rendere un po' più irregolare il nostro polistirolo in maniera molto veloce, vedete? Lo andiamo a fare anche qua sulla base che andrà dentro alla nostra grotta e su questi scalini qua davanti. Ecco fatto, l'ho passato sia su queste scale che su questo piano qui, che su queste altre scale qui e anche un po' qua davanti. Come ultima cosa adesso vado a preparare degli stellini di legno che metteremo qua in queste due finestre e invece questi qui saranno delle travi in finta pietra. Qui conviene prendere già del legno pronto. Ho misurato e devono essere di circa 5 cm. Quindi prendo questo pezzo di legno che è una vecchia cassetta di frutta e vado a segnarmi 5 cm. Ecco fatto, adesso ne prepariamo 4 pezzettini.
ecco fatto, li ho installati, però li andremo a togliere, questi qui sono solo temporanei, sono solo incastrati, e li coloreremo poi con un impregnante per farli un pochino più scuri, secondo me, perché così sono un po' chiari, e il muro dovrà essere bianco, quindi questi qui, se sono scuri, risalteranno un po'. Bene, e anche per questo video è tutto. Abbiamo fatto la parte di incisione delle casette e abbiamo visto appunto come rendere l'effetto dei sassi dell'intonaco che si è scrostato, e abbiamo lavorato qua la nostra base. Nel prossimo video credo che vi spiegherò come ho intenzione di fare qua il forno. In parte l'ho già costruito, ma ho registrato la parte di video dove ho realizzato questo, e quindi faremo il forno della pizza, che sarà poi da mettere qua davanti. Fatemi sapere se avete qualche consiglio scrivendo qua sotto nei commenti, e noi ci vediamo nella prossima idea creativa. Ciao!